Con l'inaugurazione della mostra Tesori d'Italia e il Novecento delle Fondazioni si è dato il via al primo degli eventi celebrativi di Agrigento Capitale 2025, presso Villa Aurea alla Valle dei Templi. La mostra, con il sottotitolo Il Novecento delle Fondazioni, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana, per la prima volta celebra una capitale della cultura italiana, Agrigento, con i riferimenti e le radici culturali dell'intero paese e non solo di un singolo territorio. L'esposizione, che rappresenta la seconda sessione delle tre previste nel progetto dell'intera rassegna promossa dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento e prodotta dal Consorzio Progetto Museo con la curatela di Pierluigi Carofano e Anna Ciccarelli, è stata inaugurata sabato pomeriggio dal direttore generale dell'assessorato regionale alla cultura Mario Larrocca, dal direttore del Parco archeologico della Valle Roberto Sciarratta, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dal direttore generale della Fondazione di Agrigento 2025 Roberto Albergoni e da tante autorità siciliane presenti. In un unico piccolo ma prezioso percorso sono 25 le opere tra dipinti e una scultura, 22 artisti delle 20 regioni dello Stivale rappresentano la storia dell'arte italiana del secolo scorso e il valore di un patrimonio culturale ancora tutto da scoprire, grazie anche ai prestiti delle varie fondazioni bancarie e culturali italiane che raccontano, sia pure in modo non esaustivo, non solo la storia dell'arte, ma la storia del paese stesso. La mostra, pensata per essere architrave narrativo di Agrigento, capitale italiana della cultura, di fatto contribuirà al racconto del sistema culturale italiano nella capitale della cultura più a sud di sempre. Il progetto è stato reso possibile grazie al lavoro del comitato scientifico composto dai curatori Beatrice Buscaroli, Daniela Leiandra, Sbaraglia, Alessandro Tosi, con il patrocinio del Ministero Italiano della Cultura, della Regione Siciliana, dell'Assessorato ai Beni Culturali e dell'identità siciliana, oltre che ovviamente alla città di Agrigento. C'è la responsabilità comunque che attiene al lavoro che proprio il mondo dei beni culturali ci mette di fronte, ma l'orgoglio di essere qui all'interno di un patrimonio meraviglioso che coniuga archeologia e paesaggio e che oggi si arricchisce di un'altra parte di cultura molto importante che riguarda il mondo pittorico e che riguarda i principali e maggiori artisti del Novecento. La scelta di Villa Aurea Valle dei Templi è non soltanto un valore aggiunto, ma anche un giusto posizionamento, perché veramente qui possiamo trovare riassunto ambiente, archeologia, arte, paesaggio, territorio, cibo, e quindi naturalmente è la classica, diciamo così, ciliegina sulla torta.